Un carico di solidarietà parte da Gela per le popolazioni del centro Italia colpite dal recente terremoto. Tra le ultime iniziative promosse dal Comune, quella che si è tenuta in piazza Umberto I. La cena solidale è denominata una matriciana per Amatrice. Gli chef del nucleo emergency di Risso World Italy hanno cucinato un menù completo in cui la protagonista è stata la pasta alla matriciana, un piatto tipico della città rietina tra le più devastate del sisma dello scorso 24 agosto. I fondi raccolti ammontano a quasi 2.000 euro. La manifestazione ha registrato la partecipazione dei club service di Gela, mentre un banchetto sensibilizzava sui prodotti senza glutine preparati dagli chef a chi li richiedesse. Oltre a ciò, un ulteriore contributo di 10.000 euro, l'altro aiuto economico che sempre il Comune di Gela dona grazie all'impennata di carta e cartone differenziati lo scorso mese di settembre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa sera abbiamo la possibilità di mangiare un ottimo piatto tipico della zona del Lazio e di poter contemporaneamente poter mandare un aiuto in una zona d'Italia dove è nata la matriciana, che è stato colpito da un evento tragico come il terremoto. Quindi una serata da passare in allegria per poter dare un aiuto a distanza. Il sindaco di Amatrice, diciamo che abbiamo avuto notizie, informato e grazie anche ad altri sindaci che sono stati in zona, come il sindaco La Rosa, e dove praticamente ha chiesto che l'aiuto potesse arrivare anche dopo che si spegnessero i riflettori, e noi questo lo stiamo facendo. Ho fatto, come dice il sindaco, la matriciana, però realizzata da noi, anche noi gelesi, i nostri chef, diciamo tutta la nostra collaborazione, il chef è venuto da tutta la Sicilia. È stato un bel gradevole, un bel assemblaggio di una bella torta da 40 kg. C'è stato anche un assemblaggio sul celiaco che non dimenticheremo e non dimentichiamo mai. Anche queste persone soggetti hanno il loro diritto di poter partecipare alle nostre iniziative delle nostre cene. Abbiamo avuto il patichef di Caltanissetta Lillo De Fraia, che lui ha partecipato ai campionati anche mondiali. Abbiamo avuto il patichef Giovanni Mangione, molto giovane, che è un campione italiano. Abbiamo avuto tante squadre abbastanza valevoli, che mi è arrivata da tutta la Sicilia, dove ci sono degli chef che hanno avuto multimedigliati.